Preserviamo l'acqua, preserviamo il nostro futuro. Un monito che gli studenti dell'ente di formazione professionale Irigem di Rosà hanno trasformato in un progetto che si è aggiudicato il primo premio nel concorso regionale indetto da Ambi Veneto per coinvolgere le scuole in un percorso di sensibilizzazione sulle stagioni della sostenibilità e sull'importanza di tutelare beni come l'acqua, l'ambiente e il territorio. Le classi seconde dell'indirizzo informatico e multimediale di Irigem hanno voluto e saputo raccontare in un video le problematiche del nostro territorio, toccando le corde di una sensibilità che entra nel nostro quotidiano. Questa vittoria è arrivata maggiormente dal nostro spirito di squadra. Siamo riusciti a portare avanti questo progetto maggiormente grazie a quello che abbiamo visto in classe, che siano stati tra documenti oppure magari anche proprio nel nostro territorio, dove siamo andati in uscita per verificare l'attuale situazione. E proprio partendo dal territorio, studiandolo, analizzandolo e comprendendone potenzialità e criticità, il progetto presentato dagli alunni di Irigem ha saputo fare la differenza e portare le classi di Rosà alla vittoria. Siamo arrivati innanzitutto alla prima conclusione, che è una situazione sicuramente fuori dall'ordinario. E poi da questo siamo arrivati anche a capire che è importante preservare l'acqua in ogni situazione, che sia come quella attuale o anche magari in un periodo fiorente dove magari ce n'è anche in abbondanza. E così il monito "preserviamo l'acqua, preserviamo il nostro futuro" è diventato un messaggio rivolto a tutti, partito dai giovani che hanno fatto squadra, che sono stati un esempio di comunità.